Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora beato quel paese che ha un'opposizione matura, responsabile, anche incisiva politicamente e combattiva ovviamente, ma all'altezza del suo compito. Perché no, non solo l'esistenza, ma le modalità in cui esiste qualcosa come l'opposizione è fondamentale per la vitalità di una democrazia, no? Non riguarda solo la tenuta formale della democrazia, riguarda anche la sua qualità sostanziale. Allora, per capirci, se oggi in aula le opposizioni avessero ribattuto e contrastato le informative dei ministri Nordio e Piantedosi sul famosissimo caso Al-Masri, incalzandoli su un elemento di contenuto, per esempio su quella che a mio modesto giudizio potrebbe essere l'unica reticenza, sbavatura del governo, il non aver dichiarato immediatamente, fino in fondo, con chiarezza estrema, le ragioni del dossier, che poi sono una, si chiama ragione di Stato, è codificata dal pensiero politico da qualche secolo, e lì si poteva andare fino in fondo, è stata evocata ovviamente, ma si poteva andare fino in fondo e si poteva dire più chiaramente: ragione di Stato, piantatela di giocare alle supercazzole schleiniane o contiane. Si poteva attaccare il governo su un chiarimento definitivo a proposito della ragion di Stato. Ma l'opposizione che ci è toccata in sorte non ha minimamente fatto questo, ha mostrato oggi in questa ridda sul caso Al-Masri tutto quell'impasto di infantilismo politico, di ipocrisia debordante, di giustizialismo triviale, elementare, che oggi connota il cosiddetto campo largo, una sorta di appendice da un lato del partito delle procure, eterodiretto da certa magistratura, dall'altro del partito della rivolta sociale, eterodiretto da figure come Maurizio Landini. Andiamo a prendere qualche virgolettato dei due capofila dell'opposizione. Elly Schlein. La vostra arroganza non ha limiti, mentre scarcerate un criminale ricercato a livello internazionale, proponete leggi per trasformare la vostra immunità in impunità. Lei non ha parlato da ministro a Nordio, ma da avvocato difensore di un torturatore. Infatti un'accusa gravissima fatta a un ministro che viceversa ha una competenza tecnica e ha ripercorso quali erano tecnicamente a suo giudizio le falle della documentazione offerta alla Corte Penale Internazionale. Non è stato da meno, ovviamente, figuriamoci se vuole essere, Giuseppe Conte. Ai ministri presenti dico: non siamo sorpresi che scappino tutti, anche i criminali. Avete scritto anche una riforma. Adesso li avvertite i criminali prima di arrestarli. Ormai siamo diventati un porto franco, un paese dei balocchi e dei criminali. Allora qui l'ipocrisia è veramente oltre il livello di guardia. Allora, signori, facciamo solo un nome: Mohammad Abedini, ingegnere svizzero-iraniano, accusato dalle autorità americane, cioè dal principale alleato geopolitico dell'Italia, la principale democrazia liberale del mondo, che sì, per chi vi parla ha perfino più autorità della Corte Penale Internazionale, che non è nuova a salti logici, per dirla con Nordio, visto che recentemente ha equiparato la leadership israeliana, cioè la leadership dell'unica democrazia del Medio Oriente, a quella banda di tagliagole nazi islamici che è Hamas. Quindi, secondo le autorità americane, il signor Abedini era sostanzialmente un capofila del terrorismo che fa riferimento all'asse del male manovrato da Teheran, era il signore dei droni, era accusato di essere, in questa sua attività, di essere responsabile della morte di militari americani che fanno parte di una coalizione occidentale in Giordania, e probabilmente questa sua attività
ha generato sofferenze e morte anche presso i civili israeliani, visto che si parla dei droni manovrati da Teheran, no? Ebbene, questo criminale, secondo le autorità americane, è stato restituito su pressing, invito e applausi festanti di lor signori per riavere indietro la giornalista Cecilia Sala. E noi eravamo d'accordo perché era un altro caso di ragion di Stato. Però, esimi esponenti della pseudo-opposizione, o voi ci dite ufficialmente che la sicurezza e le vite delle centinaia di dirigenti dell'ENI, operai dell'ENI, italiani che lavorano a vario titolo in Libia, sono meno chic di quelle della signorina Sala, e quindi qui la ragione di Stato non vale, oppure il vostro livello di ipocrisia è oltre il livello di guardia, oppure state speculando biecamente su una faccenda che scomoda l'interesse nazionale elementare, come vi ha insegnato un uomo colto e un realista politico di sinistra come Marco Minniti, andando a rimorchio di un'iniziativa giudiziaria scandalosa. Questa purtroppo è l'opposizione che abbiamo in sorte ed è un problema per tutto il sistema paese, comunque la si pensi. È un'opposizione ipocrita e da circo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto